Dimezzamento dei procedimenti pendenti nel giro di un anno, tempi di definizione del contenzioso ridotti di 3 anni, avvio sperimentale del processo informatizzato per alcuni enti pubblici. Sono i primi risultati del progetto di riorganizzazione del sistema della giustizia veneta. Siamo riusciti a ridurre le pendenze di carattere patologico, cioè quelle di durata ultrabiennale, e siamo riusciti a fronteggiare, diciamo così, il numero delle pendenze, cioè il numero delle pendenze finali però è sostanzialmente identico a quello del precedente anno. Il magazzino però si è ringiovanito. Un piano di miglioramento dell'efficienza e della qualità sostenuto e finanziato dalla Regione con 3 milioni di euro, presentato a Palazzo Balbi. Ci sono due aspetti da sottolineare. La prima è che questo stanziamento dal Fondo Sociale Europeo apre il percorso anche per le altre regioni, perché noi il nostro focus è sulla giustizia civile. Il secondo è il grande lavoro strepitoso che ha fatto la Presidente Marini, che è riuscita a affrontare dei temi che magari spesso non si affrontano, no? Che nonostante la mancanza di organico, l'aver saputo organizzare e evadere un sacco di pratiche che erano lì in sospeso, che comunque ci portavano inevitabilmente alla prescrizione e alla paralisi del Tribunale. Di questi 3 milioni, 1,8 milioni sono già stati investiti. Coinvolgono 15 uffici giudiziari, 700 dipendenti del personale, tra i quali 85 magistrati. È un progetto innovativo, è ai suoi primi passi, però già i risultati si vedono. Il grande lavoro che ha fatto la Corte d'Appello con la Presidente Marini e oggi viene presentato col tema del bilancio sociale, ma non solo, visto e considerato che la Presidente Marini oggi ha annunciato anche delle grandi novità sotto il profilo dell'aver sgravato di pratiche la Corte d'Appello.